Rapina in pieno giorno alla gioielleria del Giulia. I due malviventi hanno agito a volto coperto usando martello e fumogeni da quantificare il bottino. Di nuovo disordini, piazza Perugino, carabinieri e polizia sul posto su segnalazione dei residenti per lancio di petardi e urla da un gruppo di giovanissimi. Alberghi pieni a Trieste nei ponti festivi, anche se i tedeschi sono in calo, compensati dagli ungheresi. Spopola e last minute, lo dice il presidente di Federalberghi. La portaerei della Marina Militare Italiana a Cavour è arrivata oggi in bacino Fincantieri a Trieste, ha bisogno di un paio di mesi di manutenzione. Si è chiusa con l'asta benefica delle girandole, andata esaurita in pochi minuti la 10ª edizione di Boramatta, che chiude un ciclo e prepara nuove iniziative. Buonasera e buona domenica dal telegiornale di Tele4. In apertura ancora la cronaca. Rapina in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale Il Giulia. I due malviventi hanno agito a volto coperto usando un martello e alcuni fumogeni da quantificare il bottino. Vediamo il servizio. Hanno agito in due, a volto coperto, vestiti di nero e con cappellini a visiera. Un colpo fulmineo in pieno giorno alla gioielleria Orofino, al centro commerciale Il Giulia. Erano le 13:40 quando i due uomini sono entrati dal parcheggio e hanno lanciato un fumogeno rosso in un corridoio del centro, seminando il panico tra commesse e clienti. Quindi, a colpi di martello, hanno mandato in frantumi una delle vetrine principali della gioielleria, che si trova al piano seminterrato. In pochi minuti hanno portato via gioielli, oro e diamanti e sono scappati, lanciando un altro fumogeno e uscendo a piedi su via Giulia. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della questura, che hanno avviato le indagini. Dopo aver raccolto le prime testimonianze dei presenti e aver effettuato i rilievi, gli agenti si sono concentrati sull'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia nel negozio che nei corridoi del centro commerciale. È possibile che fuggendo i due rapinatori abbiano scoperto parzialmente il volto, risultando quindi riconoscibili grazie alle immagini. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di due uomini sudamericani, fra di loro avrebbero comunicato in spagnolo, ancora da quantificare l'entità del bottino. Dopo la maxi rissa di Via Locchi, ieri di nuovo disordini in piazza Perugino, carabinieri e polizia sono intervenuti su segnalazione dei residenti per lancio di petardi, urla e schiamazzi da parte di un gruppo di giovanissimi. Dopo la maxi rissa dell'altra sera in Via Locchi, l'attenzione si sposta nuovamente su piazza Perugino, teatro nel tardo pomeriggio di ieri di disordini, schiamazzi e lancio di petardi da parte di un folto gruppo di ragazzini, secondo i testimoni almeno una ventina. L'episodio questa volta non è sfociato in rissa, ma ha esasperato a tal punto i residenti della zona da spingerli a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 18:30, in supporto sono arrivati anche gli agenti della questura e della polizia locale. I militari dell'Arma hanno avviato subito gli accertamenti del caso e hanno identificato alcuni ragazzi che però al loro arrivo hanno cessato la loro attività di disturbo. Pertanto non è stato adottato per ora alcun provvedimento, ma le indagini proseguono anche sulla base del video che gli stessi protagonisti hanno girato col telefonino e diffuso sui social. Il ripetersi di risse e disordini in varie parti della città pone all'orizzonte il ritorno di ordinanze anti-alcol e degrado da parte del comune, oltre alla possibile reintroduzione delle zone rosse, che il sindaco ha già annunciato di voler richiedere al nuovo prefetto. Investimento oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada che costeggia l'area di Boa Beach a Muggia, coinvolte due persone che sono state subito soccorse da un'ambulanza e dall'automedica del 118. Fortunatamente i due hanno riportato soltanto qualche contusione e abrasione. Sono stati quindi medicati prontamente sul posto dal personale sanitario e non è stato necessario portarli in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Muggia, tanti i bagnanti che hanno seguito preoccupati le operazioni di soccorso. Alberghi pieni a Trieste negli ultimi ponti festivi, anche se per la Pentecoste sono arrivati meno turisti tedeschi del solito alle prese con la crisi economica. In compenso aumentano gli ungheresi, si tende ad allungare la vacanza, ma in questo periodo spopola invece il last minute. E l'analisi del turismo in città tracciata dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici.
Abbiamo percepito un po' meno pressione di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e parimenti il prossimo weekend, che invece è Corpus Domini, registriamo più o meno la stessa pressione di mercato. Abbiamo avuto molte prenotazioni più last minute rispetto all'anno scorso, ma abbiamo tenuto e mantenuto un buon livello di saturazione della città. Un lieve calo di presenze di tedeschi e austriaci, compensato però da un forte aumento degli ungheresi, più frequente ricorso alle prenotazioni last minute, ma solo in questo periodo, mentre i risultati dei primi mesi dell'anno mostrano una tendenza dei visitatori ad allungare le loro vacanze in città. È il quadro del turismo a Trieste tracciato dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici, in questo periodo segnato da vari ponti festivi, a cominciare da quello italiano del 2 giugno fino alla Pentecoste, molto sentita in Germania e Austria, paesi che però fanno i conti con una particolare congiuntura economica. Abbiamo visto un calo della parte Austria-tedeschi rispetto al normale, un aumento invece degli arrivi degli ungheresi e quindi questo ha di fatto un po' compensato e bilanciato. Probabilmente la situazione è anche figlia un po' delle diverse difficoltà economiche dei vari stati, anche la Germania non è che sta passando un periodo assolutamente positivo come nel passato, quindi una minor disponibilità delle famiglie c'è, pertanto questo è anche naturale. Certo che sono elementi che in termini tecnici e professionali saranno oggetto di studio, però tutto sommato continuiamo a esprimere, Trieste continua ad esprimere questo gradimento e ancorché ridotto sotto last minute, comunque Trieste è oggetto di flussi d'arrivo non indifferenti. Parliamo ora di sanità. Si calcola che in alcuni comparti il 25% del personale non sia più in grado di svolgere le mansioni assegnate inizialmente per vari problemi legati ad esempio all'età o alla carenza di personale. Lo dice il segretario della FIELS Fabio Potocnik. Una percentuale non irrisoria di personale non riesce più a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Per quanto riguarda magari gli infermieri, sappiamo benissimo che è un lavoro usurante, quindi un infermiere più anziano non è che riesca a spostare pesi e cose del genere. È una problematica più sentita, immagino, a livello interno, perché è più conosciuta. Allora, diciamo che la problematica è conosciuta ed è stata anche più volte, evidenziata, anche le aziende lo sanno, ma anche la Regione adesso ha fatto degli studi per valutare la percentuale di persone che non possono più svolgere le mansioni per le quali sono state assunte e ci aggiriamo per qualche categoria anche il 25 e anche il 30% di limitazioni. E questo è dovuto un po' proprio alla modalità in come si lavora, perché è evidente che se devo essere in turno in 2 operatori sociosanitari per assistere una paziente, devo lavarla a letto o altro e mi trovo da solo, ecco che comprometto la mia salute e anche il mio fisico. Questo vale per gli OSS, vale per gli infermieri, vale per tutto il personale che in qualche modo è chiamato anche ad avere l'assistenza diretta sul paziente e non dimentichiamo che anche l'età anagrafica ha una certa influenza che sicuramente con l'allungamento dell'età lavorativa questo sarà un problema sempre più sentito. Credo che bisognerebbe fare delle politiche di iniziare in posti così magari più pesanti o più altro con un organico adatto in modo tale che non ci si trovi alla fine di questo primo step a essere già diciamo con il fisico messo compromesso. Ecco. Ha fatto il suo ingresso nel primo pomeriggio nel bacino dell'Arsenale Fincantieri a Trieste la portaeromobili Cavour, la vedete in queste immagini, ammiraglia della flotta della Marina Militare Italiana. Tanti triestini che si trovavano oggi lungo la costa in questa bella giornata di sole hanno seguito le manovre d'arrivo in mare domandandosi il motivo della sua presenza a Trieste. Fanno sapere dall'ufficio stampa della Marina che la nave sarà in bacino
Triestino per un paio di mesi per operazioni di manutenzione ordinaria. L'ultima volta che l'ammiraglia è stata nell'arsenale triestino risale agli inizi di gennaio del 2015. La portaerei Cavour, entrata in servizio a giugno del 2009, è una portaerei leggera Stovl progettata per operazioni aeree che includono aerei a decollo corto e atterraggio verticale. Recentemente è stata affiancata nel ruolo di unità maggiore della Marina Militare da nave Trieste, che abbiamo visto qui in città più di recente in un'altra occasione. Ora parliamo del raduno triveneto degli alpini a Conegliano, presente per la regione Friuli Venezia Giulia l'assessore alle finanze Barbara Zilli. La località di Gemona ha ricevuto la stecca per l'edizione del prossimo anno. Vediamo il servizio di Omar Costantini. Assessore Zilli, oggi c'è stato il passaggio di consegna tra Conegliano e Gemona del Friuli come sezione, ma tutto il Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto per quanto riguarda l'edizione 2025. Sì, 2026 a 50 anni dal sisma del 76 che appunto distrusse tutto, ma non fece perdere la forza di volontà alla gente, arrivò una solidarietà internazionale inimmaginabile, tutti impararono conobbero la grande tenacia del popolo friulano, fatto appunto di poche lacrime e tanta voglia di rimettersi immediatamente in gioco per far rinascere le comunità. Credo che a 50 anni dal sisma ci siamo riusciti egregiamente e oggi è stato un momento importantissimo con la tanta gratitudine della gente mentre sfilavamo, e noi siamo orgogliosi di consegnare ai nostri figli un Friuli che è conosciuto nel mondo per la sua laboriosità, per la sua competenza e per i valori che sono quelli degli alpini. Allora non resta che dire appuntamento a Gemona 2026. Vi aspettiamo numerosi. Con l'ormai tradizionale asta delle girandole si è conclusa oggi la 10ª edizione di Boramatta in Piazza Unità, un'edizione che chiude anche un ciclo in attesa di nuove iniziative legate al Museo della Bora. Vediamo. È andata benissimo, anche per quest'anno sono andate via nel tempo di un refolo, perché veramente in un quarto d'ora sono andate via tutte, quindi siamo super contenti. Sono andate a ruba le girandole di Boramatta all'ormai consolidato evento conclusivo della Kermesse dedicata al vento di Trieste. L'asta benefica quest'anno sostiene la Fondazione Monticolo e Foti, realtà che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare il baskin per atleti con diverse abilità. È andata benissimo, c'è stata una partecipazione della comunità, del territorio e anche di qualche turista molto profonda. Devo dire che si sono interessate le persone che si sono avvicinate al banchetto anche per richiedere informazioni sulla fondazione. Il 100% di quanto raccolto è destinato ai progetti dell'inclusione che attua la Fondazione Monticolo e Foti. Noi lavoriamo principalmente per gestire progetti di inclusione nel campo dell'autonomia abitativa e dello sport, dell'inclusione culturale. Abbiamo appena terminato un bellissimo progetto con Società dei Concerti che ha portato dei ragazzi con disabilità cognitive all'ascolto di concerti di musica classica. Con l'edizione numero 10 Boramatta chiude un ciclo, ma già promette di pensare a nuove e diverse iniziative per i prossimi anni. E alla fine chiudiamo così questo nostro ciclo di 10 anni di Boramatta, che è stata una festa che ha sorpreso un po' i triestini e anche i visitatori della città. Siamo contenti di aver messo insieme gioco, solidarietà, un aspetto turistico e culturale e tanta sperimentazione un po' in una piazza che è speciale, dove c'è spazio per fare cose nuove. E quindi abbiamo celebrato il vento è anche stato contento perché negli ultimi anni non è mancato, quindi significa che tutto sommato ha apprezzato le cose. Boramatta, un po' di follia, è stata cercare di organizzare delle attività originali e inaspettate, gli aquiloni giganti in piazza, quest'anno lo yoga, e quindi ci sembra un po' dare un'idea di quello che può essere questo tema importante per la città che noi esploriamo da ormai 26 anni come Museo della Bora e che prossimamente porteremo anche a Opicina, in un nuovo spazio che apriremo tra qualche settimana. Restiamo anche in tema di eventi benefici. Il progetto Una scuola per il Senegal è stato al centro di un concerto benefico cui hanno preso parte gli studenti del liceo musicale Carducci Dante. Ce ne parla Umberto Bosazzi.
La solidarietà a volte anche nella nostra città si mostra. È successo a Trieste, al liceo Carducci Dante, che è stato teatro di un concerto di solidarietà, appunto, dedicato al progetto di Youssou Niang, una scuola per il Senegal. Il progetto di Youssou è bellissimo perché si rivolge ai bambini ed è un sogno che si è realizzato, e quindi l'idea di presentare ai nostri ragazzi e anche ad altri ragazzi della città, musicisti, la possibilità di contribuire in modo solidale con il loro lavoro era una cosa che ritenevo importantissima. Da soli o accompagnati dai propri insegnanti, gli allievi della sezione musicale dell'istituto hanno proposto una vasta selezione di brani, da Bach a Lloyd Webber. Il ricavato delle offerte servirà dunque al finanziamento di un progetto che esiste già da qualche anno, messo in piedi da un ragazzo arrivato in Italia 8 anni fa, che ha frequentato la scuola di italiano della comunità di Sant'Egidio. Questo progetto nasce qua in Italia, che dopo che ho frequentato le scuole di Sant'Egidio, dopo un anno e mezzo, mi è venuto l'idea, perché visto che la scuola di Sant'Egidio è una scuola di laica, di solidarietà, di pace, di tutto, e io per fare una contribuzione nel mio paese per aiutare i bambini e bambine, mi è venuta l'idea di fare una scuola così. Siamo in chiusura, vi ricordo soltanto che domani mattina Sveglia Trieste avremo ospiti in studio Caterina De Gavardo, assessore comunale alla sicurezza, e Sergio Persoglia del Partito Democratico. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata.